un'offerta formativa che viene spiegata a chi si vuole iscrivere, a chi vuole intraprendere un nuovo percorso di studi. Ecco, qual è sinteticamente l'offerta che il Foderaco Brunelleschi offrite? Noi già da diversi anni offriamo una vasta scelta per i ragazzi e principalmente noi ci siamo concentrati sul fatto di un'iscrizione per dare competenze ai ragazzi a livello europeo. Infatti abbiamo diversi corsi, abbiamo un corso ESABAC dove i ragazzi acquisiscono anche una competenza e un diploma, un secondo diploma in lingua francese, riconosciuto proprio attraverso una convenzione che abbiamo fatto con la Francia. I ragazzi faranno in questo corso, che si chiama corso ESABAC, faranno una disciplina non linguistica e lingua francese, che in genere facciamo la storia e qualcosa. Poi facciamo anche un altro corso che diamo la possibilità ai ragazzi di iscriversi a un corso internazionale dove i ragazzi fanno 3 lingue addirittura, fanno il tedesco, il francese e l'inglese e diamo un'ulteriore competenza. E ancora offriamo quello basilare, il ragioniere vero e proprio, dove i ragazzi acquisiscono proprio le competenze per lavorare in azienda. Noi oggi come istituto ci siamo concentrati a formare i ragazzi non solo teoricamente, ma diamo anche la possibilità di arricchirsi formalmente attraverso i laboratori che abbiamo molto pratici. Abbiamo un laboratorio IFS dove i ragazzi simulano l'azienda, lavorano realmente come se fossero dentro l'azienda. Abbiamo diverse convenzioni con aziende del luogo dove i ragazzi proprio apprendono a scuola, simulano dentro l'azienda e poi realmente vanno nelle aziende a lavorare realmente. Cioè noi ci stiamo concentrando a dare la possibilità ai ragazzi che uscendo dal diploma, cioè diplomandosi, effettivamente siano in grado di lavorare realmente in un'azienda con le competenze adeguate. Open Day anche all'Istituto Tecnico Tecnologico Brunelleschi. Qual è l'offerta del Brunelleschi? Il Brunelleschi offre 3 indirizzi del settore tecnologico: il meccanico meccatronico ed energia, il costruzione ambiente e territorio ed il perito agrario, quindi specializzato in agroambiente, agroalimentare ed agrotecnico. Il nostro istituto è presente sul territorio da più di 100 anni ed è in continua evoluzione, è presente sul territorio anche per seguire i ragazzi nel prosieguo della loro formazione post diploma. Quindi chi esce dal Brunelleschi ha la possibilità di un inserimento immediato nel mondo del lavoro? Sì, praticamente dopo i 18 mesi di tirocinio o stage, insomma, che dir si voglia, gli alunni, che ormai non sono più alunni ma si stanno avviando al processo, insomma, di inserimento nel mondo del lavoro, possono tranquillamente intanto iscriversi agli albi specifici e poi possono assolutamente o continuare gli studi con i corsi universitari a seconda della scelta che vogliono fare e poi tranquillamente possono partecipare a diversi concorsi. Diciamo che tutti e 3 gli indirizzi in questo momento storico, grazie a Dio, garantiscono un inserimento veloce nel mondo del lavoro. Noi abbiamo un'esperienza diretta che abbiamo fatto con alunni che si sono diplomati negli ultimi 4-5 anni, che per la preparazione che hanno assunto qui nel nostro istituto tecnico sono riusciti a vincere dei concorsi e nell'arco di 18 mesi ad avere un contratto a tempo indeterminato nelle ferrovie presso l'Enel, per esempio.